Angelo Faloppa, presidente Confcommercio Sandona Jesolo, ecco perché la vostra contrarietà al DPCM che riguarda naturalmente le attività di ristorazione? Mi sembra che ultimamente se ne è parlato abbastanza, vuol dire far morire le aziende, vuol dire veramente non capire cosa c'è dietro, quanto lavoro, quanta gente e che filiera, a che filiera dà lavoro tutta la ristorazione. Quindi siamo totalmente contrari a quello che hanno fatto. I ristoranti si erano adeguati con le distanze, con tutti i presidi sanitari, con tutto quello che serviva e adesso si trovano a dover chiudere alle 18. Che chiudono alle 18 o alle 15 non cambia niente. Dopo aver fatto il pranzo a mezzogiorno, dove normalmente c'è poca gente, tutti aspettavano la sera e la sera siamo chiusi. Quindi veramente è una situazione difficilissima. Lei ha detto assieme ai ristoratori rischiano di chiudere tutte le aziende ad essi collegati. Certo, perché dietro il ristorante non è soltanto il titolare con i suoi collaboratori, ma c'è una filiera intera, dal vino all'agricoltura, agli ortaggi, ai trasporti. Pensate quanta gente lavora grazie alla ristorazione. Ecco, sono state organizzate delle iniziative di protesta a Venezia, a Verona, ci sarete anche voi? Certo, ci saremo anche noi. Cosa chiedete in particolare al governo? Principalmente che i ristoranti possano tenere aperto fino alle 10-11 di sera e che i bar possano avere anche loro la possibilità di avere un paio d'ore di effettivo lavoro, quindi non alle 18 ma almeno alle 20.